Tutti con il fiato sospeso, in attesa del via libera all'aumento di capitale sociale e alla quotazione in borsa, un percorso che occuperà tutto il mese di maggio e giugno, ma il vero nodo da sciogliere slitta a grande distanza da queste settimane cruciali per il futuro di Veneto Banca e riguarda l'azione di responsabilità nei confronti di chi ha gestito l'istituto di credito fino allo scorso anno. L'assemblea che deciderà sul punto, sollecitato oltre che dal premier Renzi anche dagli organi di vigilanza che stanno accompagnato con ritrovato rigore l'istituto alla quotazione in borsa, è infatti stata programmata dal Consiglio di amministrazione sotto la presidenza di Stefano Ambrosini per il prossimo 15 luglio. Voto unanime, così come unanime è stato il via libera all'operazione Serenissima, il nuovo piano industriale che prevede appunto l'aumento di capitale sociale da 1 miliardo di euro circa e quindi la quotazione in borsa. Da giovedì, essendo questo aumento offerto in opzione anche ai soci, si inizieranno a valutare le offerte, da cui poi uscirà una forchetta di prezzo per l'offerta pubblica. È sostanzialmente l'ora della verità, come è successo per i clienti e gli azionisti di Popolare di Vicenza, che hanno così potuto constatare con la dura legge del mercato quanto il valore delle azioni fosse piombato in basso. Anche nella migliore delle ipotesi, le ripercussioni sull'economia del territorio non tarderanno a presentarsi e c'è chi sta subendo danni su più fronti, ritrovandosi in pancia azioni sia della Popolare di Vicenza che di Veneto Banca, che di fatto operavano spesso sostanzialmente sugli stessi territori. E la lista comprende non solo grandi società, capitani d'aziende e finanziarie, ma molto spesso tutti i dipendenti di queste imprese, magari attirati da speciali convenzioni, e moltissimi piccoli risparmiatori a cui ora non resta che confidare sulla buona accoglienza del mercato e su un progressivo risanamento dei bilanci.